La situazione sta sfuggendo di mano. Io non volevo fare video al riguardo perché questo è un canale di calcio e ci piacerebbe parlare di calcio, però la deriva esiste. Perché nel momento in cui dai cori si passa agli scontri fuori allo stadio e dagli scontri fuori allo stadio dopo le parole del Premier si passa ai volantini a Roma, la Lazio, Israele, Napoli, tutta. Dopodiché si chiude quando nel momento in cui tu pensi che sia finita, che arriva dalla UEFA e dalla FIFA parole di guarda che Mazzoleni ha sbagliato, Mazzoleni doveva interrompere, eccetera, eccetera. Quando pensi che tutto sia finito, Libero esce in prima pagina, comandano i terroni. E a me non basta, io ho ascoltato la trasmissione radio su Radio Marte di Auriem che ha chiamato il direttore di Libero e ha fatto un piccolo battibecco, ma non basta. Perché a me non interessa che l'autrice perché tu puoi dire, tu come ti permetti tu del Nord a usare questa parola? Se la usano, perché lui diceva è stato sdoganato, si può dire terroni, anche uno ha scritto un libro, ma quello che ha scritto il libro è meridionale. È un po' come in America i neri che usano la parola nigger. Loro lo fanno perché è una parola di cui si sono chiaramente appropriati e che ricorda il problema del razzismo. Stiamo parlando dello schiavismo. Nel momento in cui tu del nord la usi per identificare in maniera negativa qualcuno, non è la provocazione di quello del sud che scrive il libro Terroni. Sei tu che vuoi vendere più copie. E me ne rendo conto quando vado poi a vedere l'autrice dell'articolo, perché non basta il titolo, io voglio leggere l'articolo e leggo l'articolo e lei dice sono terrona anch'io. Cosa scopriamo? Scopriamo che lei, alla quale non vorrei nemmeno dare troppa importanza, ma nata a Reggio Calabria, vive a Milano. Ora, o ci troviamo di fronte a una situazione in cui tu rinneghi, perché se voi leggete l'articolo chiaramente è un attacco, non è una cosa, dice, le persone del sud sono nella politica sono sui posti di comando, è un attacco, a ogni paragrafo c'è un attacco a qualcuno del sud. Qui ci troviamo di fronte a qualcuno che, se voi vedete l'Instagram, è una ragazzina, i selfie, le cose, e va benissimo, con una voglia di notorietà sicuramente, e quindi Libero è famoso per questi titoli provocatori, vendono più e ne fanno parlare a me, vuol dire che hanno ragione loro. Ma è arrivato un momento in cui bisogna dire basta. Bisogna dire basta perché non ci si ferma più. Allora, ritornando al calcio, lo scenario che dobbiamo immaginare è uno solo. Immaginate che Mazzoleni, rispettando il regolamento, dopo la prima, la seconda, la terza, il terzo richiamo, interrompe la partita momentaneamente, parliamo sempre di interrompere, sospendere momentaneamente. Quando Koulibaly si sente difeso dall'arbitro che interrompe la partita perché riconosce che c'è un attacco razzistico nei suoi confronti, secondo voi Koulibaly non è contento di essere difeso da questo arbitro e secondo voi non si sentirebbe in difficoltà nel contestare una decisione arbitrale? Ma almeno mi ha fermato i fischi e i bu razzisti, non glielo faccio l'applauso. Quindi partiamo da questo presupposto qui, perché probabilmente il ricorso che ha fatto il Napoli verrà accolto. E quando viene accolto il ricorso è un'ammissione di colpa, vuol dire che l'arbitro non ha fatto effettivamente il suo dovere, se viene accolto, perché il precedente è Montari, che fece la stessa cosa, ma non è cambiato niente. Allora, o noi facciamo come ha detto Ancelotti, perché succederà ancora, e addirittura probabilmente a qualcuno diceva, non è che adesso le tifoserie lo fanno apposta perché vogliono vedere il Napoli che si ferma e qualche squadra magari ne approfitta, oppure si crea ancora più confusione perché nella confusione ci si sguazza sempre e vincono sempre loro. Quindi succederà di nuovo, e chissà dove, chissà perché, e dobbiamo fare delle cose eclatanti che poi facciano parlare il mondo, perché all'interno dell'Italia i giornali titolano Comandano i terroni in una situazione di razzismo nord-sud clamorosa. Voi fate questi titoli qua. Il premier dice sono sfotto da stadio, lavali col fuoco, va bene. Io credo che dobbiamo finirla perché siamo arrivati a una situazione che poi esaspera gli animi e se
esasperiamo le diversità, poi succedono le guerriglie, le cose che non partono da una questione io sono tifoso del Napoli, tu sei tifoso dell'Inter, quindi a giavattera, perché c'è il gemellaggio Napoli-Genoa, sono sud-nord, però per un caso fortuito abbiamo deciso che quelli sono amici, mentre quelli della Sampdoria li dobbiamo schifare. Se noi esasperiamo le diversità, nemmeno più le situazioni di campo hanno senso, che tu dici si stanno esasperando gli animi perché questi rubano e vincono, non c'entra niente. Qua parliamo di voglia di violenza, ma bisogna vedere bene, perché se arriviamo al punto che le famiglie smettono di andare allo stadio, lo capisco, lo capirei, e stiamo facendo una figura di merda internazionale. Io ascolto un podcast di calcio, Calcioland Podcast, è un ragazzo di Padova, se non mi sbaglio, che abita a Boston e parla della Serie A in inglese, chiaramente, e se avete modo di seguirlo andatelo a seguire, perché è effettivamente così che noi dovremmo guardare la Serie A dalla parte di chi non è, lui è tifoso del Padova, quindi non avrà nessuna influenza, dice quello è tifoso di quella squadra, quindi parlerà del calcio in maniera completamente obiettiva. Andate a sentire cosa ne pensano in America. Il suo co-produttore è tifoso del Chelsea, quindi si parla di Sarri, è molto interessante. Andate a sentire cosa si parla in America del caso Koulibaly, perché noi abbiamo fatto una figura di merda internazionale e hai voglia a fare le pubblicità rispetto al razzismo, la toppa, eccetera, eccetera. Stiamo andando verso il punto di non ritorno, dove queste cose, se vengono considerate normali, non ne usciamo più. Ci siamo abituati al coro lavali col fuoco, non ne usciamo più, e la violenza verbale, che poi a volte si traduce in violenza effettiva fisica, è la diretta conseguenza. Quindi identificare, sbattere in galera, dare multe personali, non alle società, personali a chi fa partire i cori, a chi si rende complice di questa cosa qua, e cominciare a identificare. Tottenham, l'ultima partita, hanno presi 3 di loro, sbattuti in galera. In Inghilterra funziona così, in America quando vai a vedere le partite di calcio, ma non pensare proprio che puoi fare tutto questo. Il razzismo è una cosa seria. Lo sfottò fa parte del gioco, ma quando si entra nel razzismo si è andato oltre il calcio e oltre il legittimo, quindi bisogna fermarsi, prendere provvedimenti e debellare. L'unica maniera è questa, è far valere le regole che ci sono, non è che non ci sono. Se ci sono le regole, fatele valere. Non pensate che la maggior parte dei tifosi e degli ultra poi devono andare alle urne, quindi fate valere le regole. Voi volete fare lo stato di polizia, lo dovete fare con questi qua, perché altrimenti non ne usciamo più. Ed è molto triste dover parlare di questo piuttosto che di Allan, Barella, Isai, Lazzari, Kwame o Kine, giocatori interessanti. Ma magari questo dovrà essere un altro video, perché in questo momento questo è quello che non va e bisogna assolutamente intervenire. Bisogna prendere provvedimenti e far alzare la voce e fare intervenire, visto che dall'Italia non parte niente, fare scenate in campo, fermarsi, incrociare le gambe, fermarsi un attimo, in modo tale che interverrà qualcuno, la FIFA, la UEFA, chi per loro, oppure facciamo in modo che l'Italia non viene più guardata perché è uno schifo, e quindi quando gli tocchi poi i diritti televisivi voglio vedere. Questo è quando Valerio Fluido da New York è tutto, perché quando si parla poi di razzismo, io sono un emigrato, quindi sono un immigrante in questo paese, sono argomenti delicati, che se voi non avete mai cacciato la testa fuori dall'uscio di casa, non avete proprio idea cosa significa essere una minoranza. Quindi se non avete idea, il silenzio è d'oro. Se invece avete idea, fatemi sapere cosa ne pensate. Non si fa.